Amici di Sport Sicily, buon pomeriggio da Alessandro Dumas e benvenuti in questa nuova sfida. Oggi si apre ufficialmente il campionato di Serie C2 di calcio a 5. Ad affrontarsi saranno Futsal Emiri contro Ficalazzi. Ancora Sciacca. Cercare un corridoio, lascia il velo. Trova una grande risposta di Messina che manda in fallo laterale. Ancora Termini, cerca una palla alta verso Sciacca che tira al volo, si continua benissimo, non trova il pallone. Termini, appoggia verso Sciacca, restituisce il pallone, ha un po' di spazio. Ancora Sciacca, triplicato, Sciacca col destro, ha trovato, ennesimo tiro, l'uomo più pericoloso dei suoi fino adesso. Se c'era un corridoio, non dato, esce a tempo Zito, prova. Termini, è riuscito male Zito, nel frattempo esce. E al suo posto entra liscio Andrello, riconquista Sciacca, subito gira dalla bandierina per i padroni di casa, che adesso la pressione diventa asfissiante. Cioè perché livello prova a metterla dentro, Termini, riconquista il pallone. Solito duello contro più di Riesi. Prova la sovrapposizione, Gaspari sul destro! Vantaggio degli Emiri, a rompere l'equilibrio, ci pensa Gaspari. Parisi ne è entrato su una grandissima giocata. I Termini Cristian. Ancora Presti Giacomo. Ancora Presti Giacomo. Ora vuole entrare dentro il pallone del calcio. Sì. È solo Termini. L'altra parte verso Riesi. Vuole andare a puntare il numero 14. Riesi va sul sinistro, calcia. Trova la grandissima risposta di Rinicella che manda in calcio d'angolo. In corsa lunga. Vedremo se riuscirà a trovare il pareggio. Parte Presti Giacomo, trova la grandissima risposta di Rinicella. Basta Rino! Parisi contro Messina, vuole cercare la doppietta, parte Parisi, angolo il pallone, non arriva Messina e trova il 2-0, doppietta di Gaspare Parisi. Rinicella questa volta non tira Presti Giacomo ma si incarica Riesi. Colui che ha conquistato questo tiro libero in corsa lunga, parte Riesi. Rinicella risponde al secondo tiro libero della partita con un'altra parata. Poteva prendere il pallone ma non era sicuro. Attenzione, 3 contro piede, 3 contro 1. Viene lanciato Sciacca in campo aperto, 1 contro 1 con Messina. Sciacca mette dentro il pallone del 3-0. Ci pensa Bonanno. Termini contro Messina. Vuole andare a cacciare Termini. Oh, la risposta di Messina. Ancora col destro. Ci ha riprovato la targia. Subito il pallone lanciato verso Sciacca che è 1 contro 1 con Messina. Sciacca serve Termini. Recap del gol di prima. Questa volta Termini la infila in rete. Sciacca serve il pallone della gloria. 4-0 quando sta per scadere la prima frazione di gioco. La Barbera, gioco di gambe, si addormenta un po', riconquista, c'era vuole andare 1 contro 1, c'era Vitano col destro, pallone a cercare Di Maria, riconquista il pallone Zito che trova la deviazione del numero 11 che vuole giocare veloce, ancora il numero 7 si appoggia verso Crivello, entra dentro l'area, Crivello, palla dentro, questa è un'occasione col destro, il numero 11 ha provato. È deviato da Shortino, ancora la Barbera è di spalle, prova Riesi, sbaglia completamente la direzione del passaggio, adesso con un tunnel, esce benissimo, 1 contro 1 col portiere Di Maria col destro, palla che rimane ancora a Parisi che vuole andare a puntare, lo salta sinistro di Parisi, palla che finisce sulla linea, salvataggio miracoloso di La Barbera, qui sta Liscio Andrello, ancora il capitano, attenzione al 2 contro 1,
Ora Buono col destro, si allunga Messina e manda in calcio d'angolo. La Targia accorcia il risultato, spiazza il portiere Rimitella e trova il gol del 5-1.